L'esploit di giornata è stata Alessandra Carli, 48 punti Stableford, 21 di handicap, quindi hai giocato 9 sopra il campo. Dici quanti par e birdie hai fatto? Ho fatto ben 12 par e un birdie. Una cosa incredibile anche per me perché non ne ho mai fatti in vita mia nonostante giochi a golf da ormai 7 anni. Complimenti, cosa è successo? Hai visto la Madonna, come si dice in gergo? In effetti Barbano è qui vicino, qui di fronte, quindi probabilmente mi ha dato un bacio in fronte, insomma, oggi sì. Poi mi dicono che hai un buon compagno anche che una volta ha fatto non so quanti punti, 51, una cosa del genere. Ecco, che cerca di togliermi il merito di oggi, il buon successo. Sì, sì, ha giocato bene anche lui una gara e quindi ma se siamo affezionati a questo club, giochiamo da diversi anni qui e finalmente sono arrivati i meritati successi. Al Golf Club di Grado anche un pittore di fama internazionale. Cosa l'ha legata, maestro, al golf? Al golf, prima ho provato a diventare un golfista decente, ma è stato impossibile, no? E poi il patto del verde, no? È piacevole vedere. Poi l'ambiente è sempre un ambiente gradevole, ecco, e di questi tempi, insomma, di gradevole non c'è molto. Lei ha aperto a Grado anche una mostra e anche un negozio, un punto di... Abbiamo aperto perché l'idea, la filosofia mia insieme ad altri 18 artisti era quello di offrire i quadri, sfortunatamente e fortunatamente per noi costano. E allora abbiamo fatto dell'oggettistica e della gioielleria d'arte, no? Pezzi unici che incontrano bene perché e però sono alla portata di molti, ecco, non diciamo di tutti, ma di molti, di avere in casa un pezzo d'arte comunque, senza fare lesi, ecco, perché ormai i nostri fortunatamente costano un po' di più. Ricordiamolo il nome, il Cielo Blu, e per questa gara di golf c'è un quadro, mi pare, anche di lì. Quadro che il Cielo Blu ha comprato dal mio mercante e che dona al comune di Grado, no? E quindi speriamo che gli piaccia. Io i soldi li ho incassati, quindi sono a posto. Stravolti dalle danze, inzuppati di sudore, vediamo i risultati del secondo trofeo Città di Grado per quel che concerne la gara di singolo. Ha vinto la gara nel lordo Nicola Cedolin di Grado con 81 colpi. Nelle altre tre categorie successi sempre di golfisti del posto, cioè del Golf Club di Grado. In prima categoria si è imposto Luciano Pioli con 77 colpi. In seconda categoria Michele Trevisan con 67 e infine in terza categoria Stableford la nostra Alessandra Carli con 48 punti, Stableford appunto.